Si è svolta a Sesto, negli spazi di Mabecco, la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo della Nazionale Sarda di calcio. Claudio Pani, classe 1986 e centrocampista della Sigma Cagliari, avrà il compito di stabilire gli assetti, le strategie e gli obiettivi della squadra. Una squadra che verrà seguita non solo dal punto di vista atletico e sportivo, ma anche attraverso percorsi per sviluppare capacità professionali attraverso dei corsi di formazione. Intanto la squadra si prepara per la gara amichevole che si disputerà domenica 15 maggio al campo sportivo comunale Tonino Cossu di Torpè. La nazionale sarda, guidata dal commissario tecnico Vittorio Pugeddu, sfiderà la formazione locale, militante in prima categoria. L'evento si inserisce nel quadro di Primavera nel cuore della Sardegna, iniziativa volta a valorizzare le bellezze naturali e il patrimonio storico e culturale delle regioni storiche del Marghino, Ogliastra e Baronia, e segnerà il ritorno in campo della nazionale a quasi 3 anni di distanza dall'ultima apparizione, nel trofeo Simeoni Simon Mossa. Durante l'evento verrà assegnato il premio alla carriera a Gianluca Siazzu.